Salve, benvenuti a questa nuova puntata di Calcio e Mercato, ancora una volta qui con voi. Inizia una nuova settimana caldissima, sembra quasi di stare ad agosto, cioè domani è autunno, no? E invece a me sembra di essere al 52 di agosto. Benvenuti alla nostra trasmissione, soprattutto al nostro ospite Michele Cosenza. Mister, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio di avermi invitato e saluto i telespettatori di TEN come sempre. E sei abbronzatissimo, si vede che stai venendo al mare. Abbiamo la fortuna di stare in una regione baciata dal mare quasi per l'80%, 85% della costa, dai, il territorio è molto frastagliato, però abbiamo questa fortuna di essere avvolti dal mare, è vero o no, Michela? Francesca? No, sì, Pippo. Vincenza. Bentrovati, buon pomeriggio a tutti. E benvenuto anche e soprattutto al nostro Attilio Malena in collegamento Skype. Ciao Attilio, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti, vi sento bassi, forte e chiaro, buon pomeriggio. Stiamo regolando come al solito, siamo in diretta ovviamente, regoliamo finché non c'è il collegamento i vari livelli. E allora io ci avrei, lo scoop ce l'abbiamo, questa volta ve lo fa direttamente Vincenza perché la notizia potrebbe, il condizionale è obbligo, potrebbe essere veramente importante. Forza sì. Vincenza. È uscita intorno alle 13:20, fonte Gianluca Di Marzio afferma che Cosenza dovrebbe essere vicino al ritorno di Palmiero chiesto appunto al Napoli. Quindi vedremo nel corso delle giornate, dei minuti, delle ore, perché noi insomma Pippo siamo praticamente in real, quindi H24 lavoriamo per questo. Siamo in attesa di ufficialità. Esatto. Dobbiamo anche dire, adesso chiederemo al buon Attilio Malena, questa trattativa che sta veramente estenuando tutti quanti, Tutino, Palmiero, Salernitana, Lecce, Cosenza. Alla fine, voglio dire, come andrà a finire lo sa solamente Mago Merlino, perché ad oggi le trattative ci stanno, sono importanti, le cifre ovviamente sono un po' troppo alte, si aspetta la fine del calciomercato per piazzare i colpi, ma dobbiamo anche dirvi che il Covid ha bloccato tutto, non solo gli incassi, adesso vi parleremo anche della situazione spettatori, ma soprattutto le trattative che, Attilio, ce lo dici tu, non è che siano così poi stiano camminando a gonfie vele, gli attaccanti si aspetta il giro dell'ultimo minuto che è il pezzo forte poi delle trattative, vero? Sì, il giro del mercato poi e le difficoltà di questa pazza sessione partono dalla Serie A, dalla Juventus in testa, fino ad andare poi a ruota in Serie C. Per quanto riguarda Palmiero, entrando nel vivo subito dei temi, stiamo raccontando da inizio sessione di calciomercato come il Cosenza di fatto non abbia mai abbandonato la possibilità di poter riabbracciare Luca Palmiero. Luca Palmiero, facendo ordine, non rientrerà eventualmente nella trattativa che potrebbe ancora portare Gennaro Tutino alla corte di Castori alla Salernitana, ma da quanto ci risulta in queste ore la squadra che starebbe spingendo di più per Luca Palmiero è il Chievo. Che il Cosenza lo abbia chiesto non è una novità, il Cosenza è su Palmiero da almeno un mese e mezzo abbondante, anche in questo caso servirà attendere. Fatto sta che in queste ore sta spingendo il Chievo su Palmiero, ma il Cosenza resta sempre alla finestra e non è un mistero che qualora ci fosse la minima apertura per riabbracciare Palmiero, il Cosenza c'è e è pronto. Venendo alle notizie, quelle confermate, quelle prossime per quanto concerne eventualmente un nuovo arrivo o quantomeno una conferma per Roberto Chiuzzi, è la settimana che potrebbe portare o porterà, ci sbilanciamo, Balulì a ridiventare un nuovo calciatore del Cosenza. Con l'arrivo di Keita, che oggi svolgerà le visite mediche, la Sampdoria di fatto libererà Balulì. C'era già l'intesa di massima con il calciatore per il ritorno, è arrivato anche l'ultimo ok da parte della Sampdoria, vi abbiamo raccontato di Cone, vi stiamo raccontando di Balulì, è semplicemente una questione di tempo per Balulì che ritornerà dunque a Cosenza. Capitolo Gliozzi, il suo entourage la scorsa settimana ci aveva ribadito come servirà attendere, in realtà il Monza ha fretta, per cui ha già dato il suo via libera al Cosenza per la cessione di Gliozzi è appetito anche dal Chievo, come abbiamo raccontato venerdì, per cui servirà attendere anche in questo caso la decisione finale del calciatore. L'ultimo nome
che era stato fatto giustamente alla fine della scorsa settimana vera, la situazione non è cambiata. Il Cosenza ha l'accordo con il Lecce, manca il via libera da parte del calciatore che il Cosenza attenderà per almeno 48 ore. Quindi per Palmiero spinge il Chievo, ma il Cosenza è alla finestra. Per Balolì è la settimana che lo riporterà nuovamente alla corte di Roberto Chiuzzi. Il Monza ha dato il via libera per la cessione di Gliozzi, sempre in casa Cosenza si attende la decisione del calciatore, così come nel caso di Ve. Dovrebbero rimanere appese trattative con, si dice, Ardemagni e addirittura Lollo in alternativa a Palmiero, così come quella di Acampora. Che c'hai tu rispetto a queste trattative che ci stiamo portando dietro praticamente dal primo giorno di calciomercato? Allora, partiamo da una premessa, che il Cosenza nella prossima stagione confermerà il 3-4-3 che ha fatto benissimo post-lockdown. Sono calciatori con caratteristiche tecniche completamente diverse. Per Palmiero parliamo di un regista, di un metronomo davanti alla difesa, e probabilmente il 3-4-3 non sarebbe proprio il modulo più adatto per farlo rendere al massimo. Per Lollo è un discorso completamente diverso. Lollo è stato sondato anche pesantemente dal Cosenza e sarebbe il tipo di calciatore che Roberto Chiuzzi avrebbe individuato per il suo 3-4-3, ma è chiaro che se c'è la possibilità di riprendere Palmiero il Cosenza non si tira indietro, ma per una pura e mera questione tattica e anche per esperienza Lollo farebbe maggiormente al caso dal mio punto di vista. Non che Palmiero, attenzione, non faccia bene al Cosenza, perché un calciatore come Palmiero, con le qualità di Palmiero, è sempre bene averlo con sé, ma per il momento il Cosenza ha sondato pesantemente Lollo e si tiene alla finestra, sempre lì pronta nel caso in cui per Palmiero ci dovesse essere quello spiraglio utile per potersi inserire. Beh, e allora, visto che le trattative, siamo praticamente al primo giorno di calciomercato e abbiamo visto conferme, se non l'arrivo del francese Sacco e del portiere Falcone, sfumato il buon Perina, che sembra vicinissimo a quanto ci dice Radio Calciomercato alla Nerossi Vicenza, però bisognerà vedere in questi giorni. Prima era stato accostato al Catania, lì è sfumato perché era un altro portiere, poi di queste cose se ne parlerà. Parliamo ovviamente di ex calciatori del Cosenza, sfumato Perina, il Cosenza è andato subito su Falcone. Io adesso voglio sentire la tua opinione. Innanzitutto abbiamo l'onore e il piacere di avere mister Michele Cosenza, che è vicepresidente degli allenatori della provincia di Cosenza, non solo allenatore delle vecchie glorie del Cosenza, che tra l'altro si sono distinti in questa chat che gestisce lui e che ha organizzato questo eclettico uomo di calcio. Vi ricordo anche che è stato il braccio destro di Gigi Marulla, che l'ha affiancato nel settore giovanile, che è ancora a grandi rapporti con i giovani. Mister Cosenza, che in questa chat ci aveva confessato nell'altra puntata Tommaso Napoli, in questa chat praticamente siete stati la spalla più forte di Occhiuzzi durante il lockdown. Che c'è, che ci racconti, che c'è di vero in tutta questa storia, mister? Diciamo che abbiamo questa chat e noi ci diamo il buongiorno di chi sono gli auguri, il giorno onomastico, compleanno, si festeggia sempre. E quando c'è uno dei nostri ragazzi, in questi casi Roberto Chiuzzi, è stato alla guida del Cosenza in questo bellissimo periodo che ci ha dato, diciamo, emozioni grandi, veramente grandi, perché in 10 partite è riuscito a fare 22 punti contro i 28 le 28 partite che erano state fatte, 24 punti, quindi veramente da primato. Io dico che Roberto è un ragazzo innanzitutto umile, nella sua umiltà ha ambizione di aggiornarsi sempre. Io lo vedo veramente un allenatore in futuro tra i più emergenti. Ce ne sono altri nel nostro gruppo. Pirlo stesso è un giocatore che è approdato alla Juventus. Noi abbiamo il nostro Pirlo che è Occhiuzzi, dobbiamo anche dirlo, che alla fine i calciatori validi, i calciatori cosentini arrivano anche loro a fare traguardi importanti. E certo, diciamo, soprattutto se è gente nostra, gente di Cosenza, soprattutto tutto lo staff, perché quando parla Roberto parla io ho 25 calciatori,
grazie allo staff. Non parla sempre di prima persona, ma parla sempre di gruppo. È il gruppo di staff e tra l'altro nello staff c'è Luigi Pingente, c'è Antonio Fischietti che è l'allenatore del portiere, Domenico Lucchetti che è il riabilitatore, un altro ragazzo di Cosenza. E quindi per non dimenticare a Luigi Carnevale e al buon Pier Antonio Tortelli. Ma io ti voglio dire anche un'altra cosa, essere allenatori ed essere giocatore-allenatore, perché Pirlo ancora, a mio avviso, si sente molto giocatore, così come penso Chiuzzi, che tra le altre cose fa parte di questa formazione vecchia gloria del Cosenza che tu alleni, e dobbiamo anche dire che questo effetto giocatore-allenatore funziona molto di più nello spogliatoio. Penso con le debite proporzioni nella Juventus con Pirlo accade più o meno la stessa cosa. Però la domanda che voglio farti è questa. Occhiuzzi parallelamente sta studiando per arrivare a quell'ambizioso tesserino importante che gli permette di sedere sulle panchine di A e B. Com'è la situazione? E se lo merita tanto perché lui ha fatto tutta la trafila, prima è stato un UEFA B, noi diciamo che UEFA B può allenare fino alla Serie D, poi l'anno scorso ha preso UEFA A e può allenare alla Serie C, e poi c'è il master che può allenare sia la Serie A sia la Serie B. E Roberto ha iniziato questo percorso, se lo merita perché veramente è un ragazzo in gamba ed è veramente un ragazzo speciale in tutte le sue cose. Vincenza, vengo a te e ovviamente abbiamo i messaggi che ci scrivono qui sotto. Certo. E non solo, c'è ovviamente qualcosa di caldo anche per il mister e per il calciomercato. Certo, certo. Allora, la domanda che sta girando mister nell'ultima giornata, nelle ultime 2 giornate, è se arriverà o meno questo attaccante, ovviamente per il Cosenza Calcio, e se dovessi essere al posto del DS Trinchera, chi andresti a visualizzare e quindi a vedere come possibile attaccante della compagine rossoblù? Io vedrei molto bene Pettinari del Trapani. Questo è uno dei nomi. Ci teniamo molto basi. Io di questo volevo parlarne anche con il buon Attilio Malena, perché Attilio, dobbiamo dire anche che c'è un discorso parallelo a tutto questo. 2 società importanti, a mio avviso, che hanno calciatori di spessore, Juve Stabia e Trapani, hanno degli elementi che sicuramente in Serie C sono esagerati. Giusto per fare qualche nome, Pettinari, Forte, giocatori che sono molto ambiti. In questo ambito, mister Cosenza vorrebbe Pettinari qua. Che possibilità secondo te ci stanno di vederlo in rossoblù, Attilio? Poche sinceramente, ma non rimarranno in Serie C, anche perché sono dei calciatori che in Serie B lo scorso anno hanno dimostrato di poter spostare gli equilibri da un momento all'altro. Credo che Pettinari meriti realmente una grande chance. Il Pescara in pressing in queste ore lo ha individuato come rinforzo ideale per rinforzare l'attacco e avrebbe anche già incassato il sì del diretto interessato, per cui anche in questo caso ci sono poche chance, pochi margini di manovra, anche per via di un ingaggio molto alto che Pettinari logicamente vorrebbe. Però l'entourage di Pettinari sta lavorando da inizio mercato per una soluzione che possa consentire al suo assistito di lottare quantomeno per la prossima stagione anche per una promozione diretta. Non so quanto il Pescara poi alla fine possa essere candidata per la promozione diretta, fatto sta che ci sta provando con tutte le sue forze e legittimamente coltivando sempre di più speranze per poter raggiungere l'obiettivo, ovvero Pettinari. Assolutamente. Allora, intanto in tutto questo Bailam, calciomercato che vi ricordo andrà in onda in onda per modo di dire, nel senso che nel senso figurato fino al 5 di ottobre avremo comunque non solo la nostra trasmissione, vi tedieremo con tutte le trattative, sto scherzando, vi informeremo per quanto sta accadendo nel palazzo del calciomercato, però fino al 5 di ottobre saremo impegnati nel vedere voci che si rincorrono, giocatori che sono in attesa di essere accasati. Nel frattempo è partita la Serie A,
apriamo una piccola parentesi, anzi prima di parlare della Serie A vorrei dare la parola a te Vincenza, perché so che hai qualcos'altro da dire. Vai. Avrei un'altra domanda sempre per il mister in realtà, perché ovviamente avendo una presenza così importante in studio è giusto ed è normale che i nostri telespettatori, no, se devono togliersi qualche dubbio e hanno qualche domanda la pongono. Soffermandoci su mister Occhiuzzi, visto che ne hai parlato, vedi quest'anno la famosa progettualità di cui tanto si parlava, oppure temi che Occhiuzzi possa in qualche modo ripetere quelli che sono stati gli errori fatti a inizio dell'anno scorso? Ma diciamo che una buona ossatura della squadra quest'anno è rimasta, manca soltanto qualche dettaglio, e poi non ci dobbiamo dimenticare, anche perché noi abbiamo anche giovani importanti, tipo Gianluigi Sueva. Io penso che l'occhio sul ragazzo c'è, possa rimanere a Cosenza, e penso che mister Occhiuzzi anche su questo ragazzo o su qualche altro nostro ragazzo del settore giovanile veramente gli farà dire la loro. Sbagli, non parliamo sempre delle stesse cose, dobbiamo essere propositivi, perché se noi dobbiamo parlare di errori, io voglio dire una cosa: in questi 3 anni noi abbiamo vissuto 2 emozioni molto importanti, che penso che siano irripetibili. Uno per quanto riguarda quando abbiamo vinto 3 anni fa i playoff, ed è stato veramente un traguardo. È stato meglio vincere i playoff e non che magari uno, cioè, che arriva prima al campionato. È stato un susseguirsi di emozioni veramente eccezionale, come la stessa cosa anche disputando le ultime 10 partite del campionato. Chi se l'aspettava? Veramente è stato un miracolo. Bisogna dare fiducia al mister, bisogna dare fiducia allo staff tecnico, bisogna dare fiducia al DS Trinchera, bisogna dare fiducia alla società del Cosenza Calcio. Io penso che le aspettative ci sono per disputare veramente quest'anno i playoff. Io me lo auguro e lo auguro con tutto il cuore al Cosenza Calcio. Assolutamente. Allora, mister, siamo propositivi, cerchiamo di fare gruppo e di fare squadra. Il problema fondamentalmente è che la squadra al momento è in costruzione. Stavamo introducendo il discorso Serie A, è partita la Serie A, partita ovviamente la squadra calabrese del Crotone, è volata a Genova e se n'è tornata indietro con 4 gol. Il buon Riviere che tutti conosciamo, qui a Cosenza è stato il marcatore, il capocannoniere dei rossoblù con 13 reti la scorsa stagione, è partito subito alla grandissima con un gol di rapina come sa fare lui, con la punta dello scarpino ha messo in discussione sul 2-0 e il 2-1, una partenza, dobbiamo dirla, un po' del Crotone abbastanza spensierata, con questa linea di difesa quasi a centrocampo, forse in Serie A un po' esagerato. Bisogna trovare qualche pezzo, oltre al fatto che qualche giocatore, senza fare nomi, Mazzotta si è fatto infilare 2 volte, addirittura lo scavino di Pandev è partito da centrocampo, insomma, 34 anni e quanto dire. C'è da registrare un po' la difesa. La prima ovviamente è andata, Stroppa un po' in conferenza l'aveva detto prima della gara, ci sentiamo cosa ha detto dopo la partita mister Stroppa. Non mi è sembrata la squadra che abbia iniziato con un approccio troppo morbido, perché forse la prima occasione l'abbiamo avuta subito con Mazzotta, dopo 2 minuti. Non siamo stati bravi lì e poi abbiamo concesso ingenuamente i primi 2 gol. Partita in salita. Da lì secondo me un buon primo tempo, dove la squadra ha cercato di imporsi, di andare a riprendere il risultato. Non siamo stati così bravi perché le occasioni le abbiamo avute, e poi piano piano la squadra si è un po' lasciata andare fisicamente. Questo era preventivabile vista la condizione e le difficoltà della vigilia. È chiaro che avessimo avuto da gestire un risultato diverso, probabilmente la squadra anche mentalmente poteva reagire in maniera sicuramente migliore.
però nelle occasioni dei gol dobbiamo sicuramente migliorare, dobbiamo essere molto più bravi. Sicuramente Attilio mi rivolgo a te, l'occasionissima avuta da Simi nei primi minuti, così come il colpo di testa verso il finale alla metà del primo tempo, insomma avevano fatto anche sperare in una reazione, poi ovviamente il crollo fisico, perché alla prima di campionato non puoi spingere sicuramente per tutta la gara. La differenza un po' però sul campo ha gestito meglio la palla, anche se il pallone è girato più dalle parti del Crotone, grande giro palla, grande possesso palla, però alla fine dobbiamo dire che ci si aspettava qualcosa in più, soprattutto da Magayan e da Cigarini, che hanno lavorato un po' a intermittenza. Attilio. Ma il risultato sicuramente pesante, l'esordio è amaro, però ci sono anche delle cose positive da dover sottolineare. Io non guarderei per forza di cose il bicchiere alla prima giornata mezzo vuoto, tante cose da rivedere senza dubbio, una condizione fisica ancora approssimativa, troppi errori di ingenuità che come non mai in Serie A poi ti fanno pagare un prezzo molto alto, a maggior ragione se il Genoa ha una formazione secondo me molto di più di qualità rispetto alla scorsa stagione. Già il lavoro del direttore sportivo Fagiano si sta vedendo, Zappacosta che fa la differenza, Marco Piazza che fa la differenza, le sostituzioni che poi fanno rifiatare tutti quei calciatori in difficoltà. E c'è una seria riflessione da fare anche sull'estremo difensore dal mio punto di vista del Crotone, Alex Cordaz, che anche ieri non mi è sembrato particolarmente all'altezza, molto in difficoltà nelle palle basse, molto bene nelle palle alte, per cui tante le cose da rivedere come dicevamo, ma ci sono anche degli aspetti secondo me positivi da dover sottolineare. La costruzione dal basso, per esempio il coraggio del voler imporre le proprie idee, di poter giostrare il pallone grazie anche ad un cervello di centrocampo di un certo livello come Luca Cigarini, che ancora non ha la continuità dei 90 minuti, non ha ancora il passo dei giorni migliori, ma ha già fatto vedere con 2 o 3 passaggi ad occhi chiusi di cosa è capace, soprattutto costruendo un asse che può essere importante con Rispoli poi subentrato nel secondo tempo. Le note positive sono senza dubbio, come dicevi tu in apertura, Rivière, che al primo pallone toccato dimostra di trimbare il cartellino e di essere un calciatore che in Serie A ci può stare assolutamente come. Mi è piaciuto molto Molina, propositivo, sì, di grande gamba, destra e a sinistra, può dare sicuramente un grande contributo alla formazione di Giovanni Stroppa. Ripeto, l'esordio è stato amaro, gli errori sono stati commessi, però non guarderei il bicchiere del tutto mezzo vuoto, anche perché mi è sembrato quell'idea di gioco di massima che Stroppa sta costruendo richieda un attimo di tempo e che il Crotone comunque ieri il risultato sia stato anche abbastanza pesante, forse troppo. Ci fermano. Grazie Attilio, rimanete con noi, c'è un attimo di pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Eccoci qua di nuovo in studio, rientriamo, stavamo un po' facendo il punto della situazione sulla Serie A, Crotone purtroppo sconfitta alla prima, tutte le attenuanti ovviamente, sicuramente c'è da lavorare perché alla prima giornata non è che, come si dice, l'organica al completo, la squadra funziona bene. Da questo punto di vista però dobbiamo dire che il Cosenza ha la fortuna di ripartire con 8-9 undicesimi della scorsa stagione. Io adesso, mister Cosenza, te lo devo chiedere, questo 3-4-3 alla fine ti trovi questo bagaglio importante che ti porti come viatico per ripartire, non hai rivoluzionato molte cose, però per esempio se dovesse arrivare Tutino, come diceva prima, giustamente anche il buon Malena nel centro del campo. Nel frattempo salutiamo Rocco Calandruccio che per telefono ci ha raggiunto. Ciao Rocco, ci sei? Sì. Buon pomeriggio Pippo, a te e ai tuoi ospiti. E allora, dicevamo, con Palmiero cambierebbe anche qualcosina nel gioco del Cosenza, mister? Ma diciamo che sono i moduli che si prediligono. Io faccio il 3-4-3, il 5-4-1, si dimentica sempre il portiere però, non si gioca in 10, si deve dire 1-3-4-3. Però pare che questo nuovo portiere ha questo vizio buono di registrare la difesa, di chiamare, di gridare, pare che sia un chiacchierone in difesa. Si sono offesi i portieri, anche perché adesso giocano con i piedi.
Ma fanno pure il libero. Si sistemi, si moduli, poi durante l'arco del gioco si cambia, si stravolge un po' tutto, bisogna vedere anche chi hai di fronte. Diciamo, se tu hai una squadra propositiva, una squadra che ti sa fare questo, ma dall'altra parte, Pippo, non ci dobbiamo dimenticare che c'è anche l'altra squadra, ci sono altri giocatori, c'è un altro mister che vuole dare la sua identità durante l'arco del gioco. Quindi io dico che molte volte anche questi sistemi lasciano il tempo che trovano. Assolutamente. Comunque, se arriva l'attaccante possiamo ben fare venga, assolutamente. Finalmente la regia si è decisa di inquadrarti, però voglio dire, Rocco, io so che a Reggio Calabria però si freme e si vuole cambiare un po' di cose. Dacci le ultime dalla riva dello Stretto. Sì, diciamo che questo mercato ha visto la Regina attiva anche in uscita, ci sta proprio una rivoluzione in atto, un po' perché c'è la severa regola che riguarda gli over, la Regina era abbondantemente in sovrannumero. Quest'oggi è stata ufficializzata la cessione di Abdou Doumbia, che passa a titolo definitivo alla Carrarese. Quindi ieri si è parlato anche di Paolo Marchi, difensore arrivato lo scorso anno dalla Peral Pisaloa, anche lui potrebbe andare verso Catania, dove già sono stati destinati Sarao e Reginaldo, e quindi dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore l'arrivo di questo attaccante che in pochi conoscono, Batic, proveniente dalla Serie B svedese, classe 91, 193 cm di altezza, quindi una scommessa nel vero senso della parola, perché in pochi, se non dire quasi nessuno in Italia lo conosce, quindi vedremo se questa intuizione da parte della società poi darà i frutti in campo. Intanto De Francesco ieri è debuttato con l'Avellino amichevole con la Cavese, ha segnato sul calcio di rigore, un altro giocatore che, voglio dire, viene un po' rimpianto o no? Scusami. De Francesco. Ah sì, De Francesco lo ricordiamo benissimo in Amaranto, soprattutto nella Praticò, uno dei centrocampisti più forti che negli ultimi anni la Regina ha avuto. Lo scorso anno non ha avuto molto spazio, un po' per problemi fisici, un po' perché comunque ha fatto fatica poi a rientrare nell'11 titolare, però sicuramente parliamo di un centrocampista che in Serie C è veramente tanta roba, e secondo me l'Avellino ha fatto un ottimo affare a prenderlo. E poi bravi, sappiamo benissimo come attento e bravo nella scelta dei giocatori, nel fare mercato, quindi sicuramente De Francesco sarà funzionale per il gioco dell'ex mister del Cosenza. Assolutamente. Allora, introduciamo l'argomento tifosi. Tutti ci state chiedendo di questo discorso dei 1000 tifosi. C'è, non dico una contestazione, ma quasi, perché alla fine ieri per esempio a Torino la Juventus ha scelto 1000 tifosi, invece nella Serie A diverse partite hanno avuto la possibilità di avere 1000 tifosi al seguito. Non è un dispositivo che è ancora stato emanato, ce lo chiede il governo per le manifestazioni in pubblico, però è stato avallato da alcune regioni, non tutte. Al momento sono Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Ieri per esempio Genova non ho sentito tifo, perché evidentemente la regione Liguria ancora non ha emanato. Però si aspetta ad horas una decisione in merito a questa apertura. Di oggi, di poco fa, la notizia che il presidente Gravina non solo ha chiesto l'apertura degli stadi, ma soprattutto l'applicazione della norma per tutti e tre i campionati professionistici. Sostanzialmente Gravina dice: se c'è il protocollo sanitario per le squadre di Serie A, Serie B e Serie C, perché aprite solamente la Serie A? Il calcio vive soprattutto di tifo, e io di questo argomento ti giro subito la palla rovente a Tilio, perché alla fine, voglio dire, mancando gli incassi mancano anche, come dire, quegli stimoli, quelle spinte per fare un calcio in mercato importante. Assolutamente, venendo meno gli abbonamenti, venendo meno anche l'introito da possibili sponsor, anche perché se non c'è pubblico logicamente lo sponsor non investe sulla squadra d'appartenenza, indipendentemente poi dall'introito che può essere dal settore televisivo. Tutti ci auguriamo che poi pian piano si possa tornare alla normalità, ma i famosi 1000 in ogni stadio poi
è solo il prologo a quello che poi ci auguriamo tutti, ovvero che piano piano i tifosi possano poi rimettere piedi all'interno dello stadio in maniera sempre più numerosa, ma ovviamente con le dovute precauzioni. Prima Rocco parlava dell'attaccante per cui la Regina sta lavorando in queste ore, e dell'Acropolis Vasic. La Regina dovrebbe pagare poi la clausola rescissoria per un attaccante con caratteristiche molto simili anche a quelle di Lafferty, molto fisico, e che comunque rappresenterebbe una scommessa a cui la Regina, comunque, bene sottolinearlo, sta lavorando da tempo. Ritornando però al tifo negli stadi, Pippo, noi arriviamo sempre ultimi purtroppo dopo Germania e Inghilterra, ma senza dubbio è il viatico giusto per poter riprendere e consegnare il calcio ai veri padroni, poi i tifosi, perché senza i tifosi il calcio non avrebbe motivo di esistere. Assolutamente, meglio 1000 che niente, assolutamente, da questo punto di vista, anche perché si apre attraverso questi 1000 quantomeno gli stadi, si va allo standard, a piccoli passi. In Germania, come sottolineava giustamente il buon Malena, hanno aperto a tutti gli stadi, però stiamo assistendo anche a un'impennata di contagi sia in Germania che in Francia. Vincenzo. Eh beh sì, guarda Pippo, sicuramente la questione dei contagi è un problema reale che esiste, però sono d'accordo con te nell'affermare che è meglio 1000 che nessuno, anche perché insomma un calcio senza tifosi, almeno per come la vedo io, è davvero impensabile. Mister, io ho un'altra domanda per te, quindi ne approfitto. Abbiamo parlato di 3-4-3, di 5-5-1, ma c'è chi si chiede, è vero, abbiamo un organico che sicuramente è più completo rispetto a quello dell'anno scorso, ma se dovessimo perdere la prima in casa, e io mi auguro di no ovviamente, potrebbe questo significare anche una perdita, diciamo, di umore, quindi andare giù la tifoseria a livello proprio umorale e quindi risentirne anche la squadra e di conseguenza mister Occhiuzzi? Io non penso, innanzitutto ci siamo un po' abituati a questi a risalire la china, quindi parlo sempre in maniera propositiva, si deve pensare in positivo. Perdiamo la prima. Perché dobbiamo perdere la prima? Noi sabato giocheremo contro l'Entella e vinceremo come abbiamo vinto l'anno scorso, mi sembra, con l'Entella. Assolutamente sì. Come il Crotone, io voglio ricordare, a proposito del Crotone, l'anno scorso all'inizio non è andato nemmeno bene Pippo, poi ha risalito. Ma poi ha fatto un bel filotto di partite. Quindi del Cosenza bisogna parlare soltanto bene, anche perché porta il mio cognome, per cui. E di Cosenza parliamo subito, assolutamente, ovviamente Michele Cosenza, non poteva essere diversamente. Di Cosenza parliamo subito perché il Cosenza ha chiuso la prima parte di preparazione e oggi inizia il cammino verso il campionato, perché sabato, anzi venerdì sera, c'è il debutto con il Monza con la SPAL. Sabato il Cosenza giocherà alle 14. Sabato scorso si è chiuso il ciclo di preparazione con questa partitella in famiglia finita 6-0 del Cosenza con la squadra della Primavera. Hanno giocato ovviamente sul campo della Real Cosenza, dove si stanno poggiando per gli allenamenti. Ovviamente si gioca a porte chiuse perché ancora non ci sono direttive in merito. Stiamo ancora aspettando anche dal punto di vista della stampa che indicazioni avremo quest'anno. Sembra che ci siano delle novità verso le aperture, però dobbiamo anche dire che il primo avversario, l'Entella, ha i suoi problemi e infatti ci sentiamo subito mister Tedino, che è l'allenatore dell'Entella, primo avversario del Cosenza. Tedino. Problema di organico, perché abbiamo avuto infortuni vecchi con qualche piccola magagna successiva, specialmente dietro. La squadra sta lavorando bene, sta cercando di portare avanti un certo tipo di lavoro che hanno intrapreso l'anno scorso, 2 anni fa, con un'ottima mentalità lavorativa, solo che noi cercheremo di portare qualche piccolo dettaglio diverso e quindi bisogna avere un po' di pazienza, come in tutte le squadre nuove. Parlava di mentalità, allora un dato che spicca, anche se solo precampionato, è di un gol subito nelle prime 3 uscite. Lascia contento questo dato, oppure sono i 2 gol segnati in queste prime 3 partite che forse la preoccupa leggermente di più? Intanto c'è equilibrio, non abbiamo fatto né tanto né poco
quindi voglio dire è una squadra che comunque ha dimostrato di avere un certo tipo di equilibrio, si sta trovando, in questo momento purtroppo abbiamo qualche giocatore che è un pochino indietro, qualcuno che non c'è, quindi bisogna fare anche di necessità virtù e pensare che siamo già in clima campionato. Assolutamente, in clima campionato. E allora ci sentiamo, prima di parlare del Cosenza, degli approfondimenti su questo 11 che potrebbe scendere al di là degli arrivi che potrebbero, il condizionale lo usiamo sempre col calciomercato, potrebbero arrivare in questi giorni prima dell'avvio del campionato. Ci sentiamo Rocco che con la Regina che va a Salerno, e anche lì non è che poi l'avversario sia messo bene, dobbiamo anche dire che per la cronaca la Virtus Entella ha perso il triangolare dell'Acciaio così chiamato e non è che poi siano tanto soddisfatti da quelle parti. Rocco, come sta messa invece la Regina e soprattutto contro la Salernitana, che è diciamo una partita storica fra le due squadre? Sì, peccato che questa partita verrà disputa a porte chiuse, perché sappiamo dello storico gemellaggio fra le due tifoserie, quindi sarebbe stato bello anche assistere a uno spettacolo diciamo sugli spalti, però sicuramente la Regina vedo che a parte tennis non ha altre prime punte, quindi su certe cose la squadra di Toscano è un po' in emergenza, sperando che magari questo ragazzo che arriva dalla Serie B svedese magari possa essere già ruolabile, ma la vedo dura. Però è una squadra che comunque sta facendo un buon mercato, però vive delle situazioni ambientali non semplici, perché sappiamo benissimo che la piazza non gradisce più, diciamo, la proprietà, ecco, la proprietà Lotito, e quindi so che nei giorni scorsi c'è stata anche una sorta di contestazione fra la tifoseria e la società, quindi c'è un clima abbastanza teso che sicuramente non agevole la squadra. Assolutamente. E invece Attilio, dal punto di vista del calciomercato, secondo te si arriverà a questo derby Amaranto, perché sono tutte e due squadre Amaranto, con novità da una parte e dall'altra? Ma le novità credo che in casa Regina ce ne siano già abbastanza, l'organico di Mimmo Toscano è quasi al completo, manca qualche pedina logicamente, ma l'intelaiatura di base credo possa essere sufficiente per arrivare nella miglior maniera possibile all'impegno poi contro la Salernitana. Stesso discorso per la formazione di Castori, mancano delle pedine, tutte le società in Serie B sono indietro a livello di attese, ci si aspettava da tutti qualcosa in più, a parte probabilmente dal Monza di Cristian Brocchi, ma lo vedo un impegno sulla carta molto equilibrato e molto probante. C'è da dire che comunque la Regina anche contro il Benevento ha mostrato poi tutte le sue peculiarità, ovvero una formazione sempre in grado di mettere in difficoltà l'avversario, che non lesina mai gli sforzi fisici, che era sempre il tutto per tutto in campo, e mi aspetto una Regina che possa esordire sempre bene contro la Salernitana e che possa entrare già in clima Serie B dal primo impegno. Non mi aspetto sinceramente una Regina che possa accusare il colpo, sono sincero. Vincenza, Francesca, Michela, Ludovica, Domenica. Attilio, una domanda per te, torniamo in casa Cosenza. Ti chiedono, parliamo di un calciatore che ha avuto un trascorso in casa rossoblù un po' particolare, Litteri, resterà a Cosenza? È vero che si pensa di trattenerlo oppure andrà via? Anche per mancanza di alternative c'è da dire che Litteri ha avuto l'opportunità di mettersi in mostra in questo primo scorcio di stagione, in amichevole ma soprattutto nel pre-ritiro. Ci si attende la decisione definitiva di Roberto Chiuzzi, che poi comunicherà alla società, ma dai segnali che arrivano comunque l'addio di Litteri non è così scontato. È un calciatore che ha dimostrato, se sta bene, se è in condizioni di poter fare tranquillamente anche da protagonista la Serie B, di avere l'opportunità anche a partita in corso di dare il suo contributo. Se dipendesse dal sottoscritto, quindi il parere conta meno che zero, io sinceramente una chance a Litteri la darei. L'orientamento della società è quello di valutarlo fino alla fine, ci sono le condizioni affinché Litteri possa essere confermato, chiaramente non come prima scelta ma come parte del reparto. Perdonatemi il gioco di parole. Sì, assolutamente. C'è qualcos'altro? Sì, per il mister. Mister, ti chiedono chi vedresti meglio tra i pali del Cosenza, Saracco o Falcone? Io al momento conosco Saracco,
Per me è stata sempre una garanzia, un ragazzo molto serio, c'è da molti anni, e quando è stato chiamato o da titolare oppure quando ha fatto la riserva, diciamo riserva fra virgolette, perché si sono sempre stimati, bene tutte e due. Ancora il ragazzo della Sampdoria non l'ho visto in opera, anche perché molte volte vado agli allenamenti, soprattutto mi soffermo a guardare anche gli allenamenti dei portieri. Hanno un buon preparatore che è Antonio Fischietti, per cui ho fiducia in tutte e due, ma soprattutto anche dell'allenatore dei portieri Antonio Fischietti. Assolutamente sì. Li metterà in condizione di essere pronti a tutte e due. Perfetto. È bello perché si giocheranno il posto, questo significa che ognuno è stimolo dell'altro. Alla fine queste un po' le coppie competitive, no? Servono a far rendere al meglio entrambi i portieri. Intanto dobbiamo dire che Litteri si è messo in mostra con 2 gol venerdì, perché un gol l'ha fatto lui, l'altro è stato deviato in rete da Tiritiello, ma era un suo tiro, quindi diciamo Litteri ce la sta mettendo tutto. Il Cosenza sta un po' cercando di amalgamare i nuovi. Ingrosso è arrivato a dar manforte alla linea difensiva, con Idda e Legittimo, dovrebbe essere questo il terzetto difensivo, mentre al centro del campo Bruccini non ha giocato una contrattura ma dovrebbe recuperare insieme a Sciaudone. Però c'è anche il buon, come dire, adesso non mi viene in mente il giovane che abbiamo ripreso dal Torino, Conè, scusatemi, ma ogni tanto mi sfugge il nome, e poi sulle fasce abbiamo Corsi e Bittante. Tante critiche, però ognuno dei due sa il fatto suo, sa perfettamente stare in campo, e in avanti abbiamo questo trio delle meraviglie: Carretta, Baez, Litteri, con Sacco che potrebbe entrare al posto di Litteri, fare il finto nuevo, fare l'esterno. Diciamo che per la prima partita dovrebbero esserci un po' di giocatori, però il problema è poi guardarsi sulla panchina, che mancano i cambi. E come abbiamo visto nelle partite fino ad oggi, Riviere per esempio all'ora di gioco è stato sostituito, perché ovviamente ancora non ha tutta la condizione, giusto per rifarci a una partita giocata. Dopo l'ora, insomma, bisognerà gestirsi al meglio le energie. Mister Cosenza, questa squadra così com'è al momento non soddisfa, però potrebbe, visto anche quello che diceva Tedino, potrebbe quantomeno avviarsi a fare un buon avvio. Poi ovviamente il pallone è rotondo, non voglio dire altro. Allora, come diceva Attilio prima, problemi sono in tutte le squadre, di Serie A e di Serie B. Io penso che con questa ossatura si possa partire bene. L'anno scorso noi siamo partiti addirittura con meno persone, poi via via non siamo andati molto bene, però abbiamo fatto un finale di campionato strepitoso, e penso che con questa ossatura si possa cominciare bene, sperando di completare l'organico, e io dico l'organico anche con dei giovani del Cosenza. Assolutamente, anche se si sta valutando anche la possibilità di farlo maturare in Serie C, io lo terrei, però ovviamente molte volte è molto, non dico molto meglio, sarebbe bene fargli fare un po' di ossa fuori. Rocco, io vengo a te perché tra le altre cose tu sei vicino Vibo e qualche notizia in più. Parliamo ovviamente di Serie C, poi lo stesso chiediamo ad Attilio Malena, che è più vicino a Catanzaro, ma sulla Vibonese, Rocco, che notizie c'hai? Ma al momento, se le ultime utilizzazioni da parte del club del presidente Cappo sono state a centrocampo, con gli arrivi di qualità e di esperienza come la Ribbia e Vitiello. Penso che si farà ancora qualcosina, perché comunque la squadra è abbastanza giovane, molti elementi importanti lo scorso anno sono andati via, quindi credo che la Vibonese farà ancora qualcosina in varie zone del campo, però sicuramente penso che gli eventuali arrivi alla corte di Calfano saranno tutti giocatori di esperienza che servono, sono necessari per far crescere i tanti giovani che sono arrivati in questa sessione di mercato. Assolutamente. Attilio. Ma sicuramente sì, sono d'accordo con Rocco, ma è una Vibonese che cercherà di limare quello che poi il mercato offre. Tra l'altro un ex Vibonese, Bubash, a cui non è stato rinnovato il contratto, è un'idea spendibile per l'attacco del Monopoli. Dall'altra parte
la Vibonese si è inserita con forza soprattutto nella corsa Galdean per l'accordo che sembrava quasi raggiunto con il Siena in Serie D, ma la Vibonese adesso è tornata forte in pressing. Ritornando al Catanzaro, il Catanzaro dal mio punto di vista sta allestendo una formazione molto competitiva, è arrivato in giornata all'ok definitivo del Napoli per Prezioso. Il Catanzaro ci sta lavorando da almeno un mese su una situazione che a centrocampo senza dubbio accontenterebbe mister Calabro, e in giornata, in mattinata, sarebbe arrivato, da quanto ci risulta, l'ok dal Napoli per la cessione di Mario Prezioso in direzione Catanzaro. Il Catanzaro che cerca sempre un difensore, si è parlato molto di Caporale della Virtus Francavilla, anche perché è stato già allenato da mister Calabro, molto apprezzato dallo stesso neotecnico delle Aquile, ma il Catanzaro spinge forte ed è molto vicinissimo a raggiungere l'intesa definitiva anche con Prezioso. Per il centrocampo sarebbe senza dubbio un ottimo colpo. Altro che, dopo Verna e Fazio, due giocatori che sono distinti in Serie B, un altro che viene dalla Serie B, Prezioso, lo ricordiamo l'anno scorso a Cosenza, quel delizioso assist in area per Rivière che poi fece gol. Bene, e allora state Michele. Attilio, ho un'altra domanda per te, ma te la faccio subito dopo la pubblicità. Sì, mi confermano che c'è la pubblicità, restate con noi. Li saluto? Sì. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, rientriamo in studio. So che Attilio deve andare via, però l'ultima domanda c'ha per te Michela. Attilio, ti trattengo veramente un attimo. Cosa manca, ti chiedono, per l'ufficialità di Paloschi? Di Paloschi? Paloschi, sì. Io te la devo leggere, quindi te la leggo, Attilio, se no mi uccidono. Non ho riscontri, sono sincero. Ufficialità vuol dire che è una trattativa molto ben avviata, però non so nemmeno se ci sia trattativa, sono sincero. Probabilmente è riferito a Gliozzi. Se è riferito a Gliozzi, possiamo dire che il Cosenza ha un'intesa con il Monza che ha fretta di liberare Gliozzi, anche se su Gliozzi c'è anche il Chievo. Di Paloschi per il momento non ho riscontri. Vedi che durava pochissimo? Grazie Attilio. Grazie Attilio, grazie ciao. a voi. Alla prossima. E allora chiudiamo anche con Rocco, l'ultima domanda, però Rocco te la devo fare prima di andare via. Ovviamente la tua, come dire, il tuo pensiero sul Cosenza ci vuole, fammelo sentire. Sì, ma Cosenza io credo che non commetterà gli stessi errori della stagione scorsa, quindi sono sicuro che Cosenza farà una buona stagione, anche perché secondo me ha uno degli allenatori più bravi emergenti in circolazione. Poi, come avete detto voi in precedenza, non c'era la situazione lo scorso anno dove c'era anche un organico, diciamo, con pochi giocatori, quindi già c'è un'ossatura ed è una cosa importante. Sicuramente andranno fatti ancora degli innesti, soprattutto secondo me in attacco, però penso che il Cosenza ha tutte le carte per fare una buona stagione. Ok, ringraziamo Rocco, molto gentile, ha soprattutto grandi informazioni, grande preparazione. Rocco, complimenti veramente, grazie. Sei troppo buono Pippo, grazie di cuore. Alla prossima. Allora, alla prossima da te a Vincenzo e ai tuoi ospiti, a presto. Grazie. E allora, mister Cosenza, io adesso volevo, prima di avere l'altra telefonata che stiamo preparando in regia, mister, io ti volevo chiedere, so che la tua associazione, ovviamente, i veterani del Cosenza Calcio, che è un campionato senior, è stato ufficializzato addirittura il campionato e se ne occuperà la federazione, cioè state facendo le cose in grande. I senior adesso veterani ci offendiamo anche no, dimmelo tu perché il nostro nome è Cosenza Senior, il campionato è il campionato nazionale senior dove partecipano tutte le squadre d'Italia. È un campionato nazionale ormai. Un campionato nazionale che si avvia con le fasi regionali o interregionali che erano quest'anno. Di solito, questo è il terzo anno, di solito le fasi regionali si fanno con il Crotone e con il Catanzaro, il derby è sempre derby. Quest'anno si doveva fare il 10 e l'11 di maggio, poi per i problemi che ci sono stati, ed era interregionale, dovevano venire al Centro Federale di Catanzaro, Napoli, Salernitana, Andria, Cosenza e Catanzaro.
quindi chi vince va avanti e poi noi il primo anno abbiamo vinto la fase regionale, poi abbiamo incontrato a Roma, la Roma e il Frosinone. E con la Roma ha giocato Simone Perrotta, tu trovi tutti gli ex di tutte le altre che sono in forma, tra l'altro. Alberto Urban. Io ne voglio approfittare per salutare tutti i miei ragazzi, Tommaso Napoli, Gigi Simoni, De Angeli, Sinello Pari. Lo stesso Chiuzzi. Lo stesso Roberto Chiuzzi. Vabbè, quando può. Vabbè. Se no ti dimentichi qualcuno. Ti dimentichi qualcuno. Vabbè, allora, saluto tutti quanti. Abbiamo con noi dalla redazione del Quotidiano del Sud il buon Alfredo Nardi. Alfredo, benvenuto. Bentrovati e un grande abbraccio a mister Cosenza. Grazie, ciao Alfredo, sei un grande. Allora Alfredo, cosa state cucinando? Al di là del fatto che ovviamente oggi parte ufficialmente il campionato, perché con la prima settimana vera, ufficiale di preparazione si prepara la prima gara, che sta bollendo in pentola dalle tue parti? Ma guarda, stiamo cercando di capire, per fare una panoramica a 360 gradi, i motivi per cui il Crotone ha avuto questo tipo di impatto ieri. Purtroppo è la terza sconfitta alla terza prima partita in Serie A, sì, che capita al Crotone. Poi naturalmente la preparazione di Cosenza e Reggina, come arriveranno a questo esordio. Nello specifico in questo momento stavo elaborando un po', stavo cercando di capire un po' gli orari delle partite, scoprivo che la Vibonese anticipa sabato. Sì. Poi gioca mercoledì. Assolutamente. E poi niente, per il resto insomma aspettiamo queste notizie di mercato, un po' su tutti i fronti, dai, dalla Serie A appunto alla Serie C. Immaginiamo che questa settimana possa esserci qualcosa, possa accadere qualcosa, dove è difficile dirlo. Sicuramente qualcosa si sta muovendo a Reggio Calabria, a Cosenza dovrebbe succedere qualcosa in questa settimana, non tante cose, ma qualcosa dovrebbe accadere e aspettiamo, vediamo quello che accade, quello che ci porteranno gli operatori di mercato. Con questa frequenza di partite sicuramente in redazione, in tutte le redazioni, il lavoro non mancherà, anche perché giocare di sabato, forse l'accavallamento di due partite, la B e la C che si accavallano il sabato, poi si gioca di mercoledì, c'è la Coppa Italia, la Vibonese si gioca di nuovo il mercoledì, insomma e poi c'è la Serie A ovviamente, la domenica, siamo interessati col Crotone. No vabbè, ormai siamo abituati Pippo, non ci fa paura niente, scendiamo fino alla promozione, quindi nello stesso momento riusciamo a fare tutto, dai. A, B e C, questa è la settimana praticamente di fuoco, perché partiranno tutti i campionati. Io però la domanda te la faccio ovviamente sul Cosenza e su questo discorso dei 1000 tifosi. E da una parte ci sono i pro e sono quelli contenti, dall'altra parte in tanti dicono o tutti o nessuno. Alfredo, so che come associazione Cosenza del Cuore è stata fatta anche una lettera, insomma ci si sta muovendo, però bisognerà capire cosa vorrà fare il governo, il comitato tecnico scientifico su questa storia dei 1000, che pare che forse saranno di più. Ma guarda, io mi auguro che da subito possa esserci un'apertura maggiore, quindi perché poi se ci fermiamo al numero, a 1000, in sé non ha senso. Non ha senso 1000 persone, se vogliamo accettare questa limitazione, partiamo da questo assunto. Non ha senso avere 1000 persone ti faccio un esempio, all'Olimpico o allo Juventus Stadium e 1000 persone anche a Bisceglie. A Bisceglie appunto, quindi non ha nessun senso, ci devono essere dei parametri e mi meraviglio come questi parametri non siano stati pensati prima, che poi potessero essere fatti o meno era un altro discorso, ma non sono stati neanche pensati, per cui si è arrivati diciamo muovendo da spinte incredibili
di sponsor e altro, muovendo dagli internazionali di tennis di Roma, a mettere un numero così fantomatico, un numero pazzoide, 1000 persone ad uno spettacolo, ma 1000 persone non può essere dappertutto, bisogna avere dei parametri. Se davvero devono esserci ci deve essere un distanziamento, è accettato il fatto che le tifoserie organizzate non accettano, scusate il gioco di parole, questa situazione, e allora tu mi devi andare a determinare, per chi volesse entrare allo stadio comunque a vedere la partita, mi devi andare a determinare una serie di parametri e capire per ogni settore, di ogni stadio, di ogni città d'Italia, quante persone possono esserci. Se poi si riesce ad assicurare in questo settore il distanziamento, che si aprano e che le persone che vogliono andare allo stadio ci vadano pure, le altre ovviamente non accettano il discorso e va bene così, altrimenti gli stadi restino chiusi per tutti, perché non possiamo ancora una volta farla vincere all'ipocrisia. Discoteche aperte, stadi chiusi, teatri aperti, stadi chiusi, arene aperte, stadi chiusi, movida impazzita, stadi chiusi. Non è possibile. C'è un'ipocrisia che è veramente incredibile. Poi, altro è il discorso, come stavamo accennando, di chi non accetta, come anche molti nostri tifosi naturalmente, di chi non accetta proprio per niente il discorso e quindi ha inaugurato l'hashtag, tra virgolette, che poi è denso di contenuti naturalmente, o tutti o nessuno. Allora quello poi è un altro discorso naturalmente. Quindi io fossi il proprietario di un club di calcio, direi ai tifosi, io sono con la gente, o tutti o nessuno. Poi altro è il discorso se c'è qualcuno che voglia entrare, magari c'è una disposizione governativa che ti dice che un numero di persone per ogni settore può entrare, allora lì poi c'è da scegliere, da capire chi possa entrare, di chi ha non più diritto o meno diritto, ma tra quelli che vogliono assistere alla partita crearsi un parametro, qualcosa che consente a queste persone di entrare allo stadio, perché se no si possono creare delle ingiustizie, ci possono essere dei musi lunghi, sempre tra chi vuole assistere alle partite. Assolutamente. Vincenzo, so che sono arrivati una marea come al solito di messaggi. Sì. Alfredo, ho una domanda diretta a te proprio sull'argomento che stai trattando. Per i tifosi che ancora hanno 6 partite, avanzano quelle famose 6 partite, hai da dar loro qualche novità? Entreranno, non entreranno allo stadio, avranno un rimborso? No, guarda, non lo so, non esistono novità. Io credo che i tifosi dovrebbero essere chiamati da qualsiasi società, quindi non soltanto dal Cosenza, dovrebbero essere chiamati, convocati per essere rimborsati delle partite che non hanno potuto. Stop, non esistono alternative. Che poi la forma... debbano esserci delle alternative, è necessario che sia qualcosa che soddisfi i tifosi, punto. Questi devono essere i parametri fondamentali su cui bisogna basarsi. Se ne sta parlando in Però Lega? finora non è successo nulla. Assolutamente. Se ne sta parlando in Lega perché il problema non è solo di Cosenza, ma è un problema nazionale di tutti i campionati, perché non è solo Cosenza con lockdown. È un problema nazionale, Pippo, però nessuno lo sta affrontando, Pippo, nessuno vieta alle società di rimborsare i tifosi. Di prendere le proprie iniziative. I tifosi. Non è previsto dalla legge, perché l'evento è un evento che va al di là della possibilità di prevederlo, eccetera. Quindi c'è un giustificato motivo, secondo le norme che ci sono date, quelli del calcio. Però questo non significa che tu non possa farlo ugualmente. Tu puoi anche rimborsare i tifosi, punto. E allora ti togli il problema e non esiste più. Qualsiasi ragionamento possano fare
a livello di Lega, a Roma o nei palazzi del calcio. Mister Cosenza, il problema non è solo della volontà, ma il farlo, è precipuo farlo, ma soprattutto è importante poter avere, tra le altre cose, gli spettatori, perché il calcio senza spettatori, mister, è un'altra cosa. Comunque, a parte tutto, è una bella rogna, perché è questione anche di responsabilità, il problema ancora c'è, sussiste, e quindi prendere delle decisioni al riguardo non è molto semplice. Io penso che un po' di tempo ci vuole e ci dobbiamo contentare, secondo me, di vedere le partite in TV. Al momento io dico nemmeno i 1000 spettatori, nessuno allo stadio, un altro po' di pazienza e poi se le cose andranno bene saremo tutti lì a tifare e a goderci lo spettacolo che meritiamo tutti. Io la penso così. Assolutamente. Vincenzo. Allora, mister, più che altro è una sorta di pronostico che ti chiedono di fare. Ipotizzano 7-8 punti nelle prime 4 partite. Potrebbe essere una bella partenza per il Cosenza? Ma il mago io non l'ho mai fatto, le previsioni. Io ho pensato sempre partita dopo partita, le previsioni per 4 partite, 8 punti, non lo so. La vedo difficile visto gli avversari che bisogna incontrare. Ma no, non è questione di avversari, perché se ne abbiamo fatto in 10 partite abbiamo fatto 22 punti, potremmo fare anche 4 partite. Io mi auguro di fare 4 partite e 12 punti per Sappi che io sono scaramantico fino all'ultimo, ho detto ai miei amici non ci salviamo e sono scaramantico perché tutti quanti è fatta, state fermi. Pippo, che cos'è che tu dicevi? Perché io lo so. Tu dicevi, Simu? Non lo diciamo. Posso dirlo io? Sì, Alfredo. Sì, dillo tu, Alfredo. Siamo scesi. Vabbè, se è una questione di scaramantica... L'abbiamo usato per tutti il lockdown. Bene. Io a tutti i miei amici che mi scrivevano gli scrivevo siamo scesi, lasciate di perdere. Ha funzionato però. Alfredo, però dobbiamo dire anche un'altra cosa, non è solo Cosenza, anche a Catanzaro si stanno muovendo molte cose, come dicevamo prima. Il Catanzaro quest'anno sembra puntare davvero alla grande, perché prendere 3 calciatori provenienti dalla B, Verna, Fazio, Prezioso, significa che il Catanzaro, tutto questo preambolo, perché ti giro la parola, però dopo sentiremo anche Verna, però il Catanzaro ci è rimasto un po' male a rimanere in Serie C. Guarda, il Catanzaro non è che avesse fatto brutte squadre negli ultimi anni. Però qualcosa non è andato per il verso giusto, un po' a livello di guida tecnica, un po' a livello di rapporti fra varie anime, a livello di staff, un po' a livello di spogliatoio, che poi è uno spogliatoio che è stato perso a più riprese, e allora non si è riusciti a fare delle situazioni. Poi quest'anno il presidente Noto ha deciso di ridimensionare, ma non tanto sulla qualità dei calciatori, perché forse la qualità diciamo del Catanzaro che sta per arrivare è pari, se non leggermente forse superiore a quello dell'anno scorso, ma a livello proprio di ammontare di stipendi. Erano stati fatti dei contratti, e questo è stato anche uno dei motivi di cattiva gestione in un certo senso, erano stati fatti contratti altissimi a calciatori che magari non meritavano, tra virgolette, quelle cifre, esagerati per determinati tipi di calciatori. Allora ecco che c'è stato il ridimensionamento, però portandoti dietro determinati contratti avevi bisogno di cedere alcuni calciatori e quindi i loro contratti e chiamare altra gente in modo da abbassare il monte ingaggi finale, però cercare di mantenere la qualità ad un certo livello. Io per il momento ancora non vedo il Catanzaro come una delle favorite, però sicuramente ampiamente in zona playoff e nell'ambito delle prime 3-4 posizioni di classifica, questo sicuramente. Assolutamente, Catania, Juve Stabia,
chi più ne ha più ne metta. Ma poi devi Bari, Palermo. Devi vedere Bari e il Palermo. campo, devi vedere quello che dice il campo, Pippo. Sì, il pallone La Juve rotondo. Stabia, tutti i giocatori forti che aveva la Juve Stabia se ne Li ha andranno di nuovo in dati, Serie B, sì, quindi È vero, no, è vero. Sentiamoci devi ricostruire. Intanto nel frattempo ci sentiamo Verna, ex rossoblù, grande campionato a Pisa, è andato con Cerri a Catanzaro. Verna. Ecco, faremo tornare l'entusiasmo ai tifosi, comunque una piazza calda, una piazza bella, e le motivazioni sono quelle di comunque di fare bene personalmente, e quelle poi comunque di stupire, cioè nel senso comunque è un bel girone, un girone che tutti ne parlano, è il più duro della Lega Pro, dove sono tante piazze belle, quindi sarà confrontarsi con queste belle piazze, queste realtà. Io ho quasi sempre giocato mezzala destra in un centrocampo a 3, poi dipende dalle esigenze, ho giocato anche a sinistra, ho fatto qualche partita anche a 2 centrocampo, dipende anche col mister e col Calabro a Carpi abbiamo giocato alcune partite a 2 centrocampo e ero uno di quei 2. La descrizione dell'operaio mi piace, cioè va bene, rispecchia quello che sono, comunque un giocatore che cerca di dare tutto in mezzo al campo per quelle che sono le proprie caratteristiche. Poi diceva bene il direttore, ho sempre avuto nella carriera un discreto feeling col gol, diciamo così, quindi sono queste più o meno le caratteristiche, quello di un giocatore comunque che dà equilibrio di quantità e qualche volta con degli inserimenti davanti sperando di trovare la rete. Mister Cosenza, mi dicevi del Catanzaro? No, del fatto del Catanzaro, è un campionato difficile quest'anno, anche perché c'è il Bari, c'è il Palermo, c'è il Catania, c'è lo Stabia, c'è il Catanzaro. Penso che sarà un bel campionato anche quello di C. Assolutamente. Io vedevo anche il direttore Cerri che è stato con noi a Cosenza. Sì, che è stato con tutto me. da gustare. Prendono molto a Cosenza, hanno preso Statel, hanno preso diversi giocatori che a Cosenza volevano Bagley, volevano Blondet ancora non sappiamo, tra altre cose. Alfred, che notizie hai? Le ultime notizie su Blondet che non ho voluto andare a Catanzaro? No, nessuna ultima notizia, però sicuramente Malena ci saprà dire di più. Io non ho notizie ultime, però credo che fin quando un calciatore non si accasi da qualche altra parte c'è ancora la possibilità. Io credo che non si siano messi d'accordo da un punto di vista economico finora. Sì, pare che sia indirizzato verso Perugia, nelle ultime notizie ce lo danno, dove Perugia vorrebbe risalire subito in Serie C, in Serie B, scusatemi, il lapsus, per come è sceso malamente in Serie C, però mister Franco Gagliardi ha detto, stai attento che fra Perugia e Pescara non le due scendono, in tempi non sospetti, e quello forse Franco di calcio ne capisce. Alessandra, perdonami, hai le ultime notizie dai telespettatori, cosa ci racconti? Sì, sempre per te Alfredo, torna prepotente il nome di Capezzi, se c'è qualche novità o se è una trattativa che è sfumata? Allora, Capezzi ce l'hanno escluso, un giorno sì e l'altro pure, non so cosa dire, guarda. Quindi lo possiamo cancellare. L'ho già detto la scorsa settimana, Capezzi al momento non è un obiettivo del Cosenza, se poi all'ultimo giorno di mercato il Cosenza non è riuscito a trovare nessuno, l'unico che è rimasto sulla piazza è Capezzi, può darsi che arrivi Capezzi. Ma assolutamente, Alfredo, però il discorso sulla punta bisogna farlo. Qua ovviamente come si dice, il tocco magico, il cacio sui maccheroni, la ciliegia sulla torta, qualunque... Oh, mi stanno fermando. Allora, qual è il discorso sull'attaccante? Stiamo in chiusura. Noi vogliamo la ciliegina sulla torta, ma quelle ciliegie belle dolci che arricchiscono il sapore già dolce di una torta, dobbiamo aspettare alla fine. Oppure dobbiamo dimenticarcela del tutto. La cosa è più plausibile. Guarda Pippo, può anche accadere che succeda qualcosa di simile a Rivière. Sì. Io metto le mani avanti, ma... A mercato chiuso con un fuorilista. Ma dico proprio in ultima, mi auguro di no. Comunque sono rimaste 2 settimane di calciomercato. Sì, soltanto. In questa settimana non dovrebbe succedere granché, quindi l'ultima settimana si farà tutto. Però ricordati che il grande bomber
che tu riesci ad avere ad un prezzo eccezionale, allora realizzi il colpo, quello può avvenire solo negli ultimi 2 giorni di mercato, oppure successivamente. La regia ci fa segnale di fumo, siamo nel finale, c'è il tuo aforismo, lo so. Sì, siamo nel finale, ma perché ho ascoltato Alfredo, quindi la chiudo così, che i difensori fanno vincere i campionati, però poi di fatto le partite vincono gli attaccanti. Assolutamente. Grazie allora a tutti quanti, ringrazio soprattutto Alfredo Donardi collegato ai collegamenti. Grazie a voi. Di Rocco e di Attilio prima, grazie a mister Cosenza per essere stato qui con noi, ci ha deliziato delle tue perle, grazie mister Cosenza. Grazie soprattutto a voi, ci vediamo venerdì prossimo noi perché riprende Anteprima Sport, però nel frattempo continueremo con la trasmissione di Calcio e Mercato, domani ci saranno le elezioni, ci vedremo dopodomani, però rimanete sintonizzati qui su TEN perché come sapete il calcio passa da qui, come sa anche la mamma, domani stesso programma, no, dopodomani, ciao!